L'obiettivo è quello di trasformare questa Ape Car 50 originale in un'ape natalizia per andare a cantare la stella lungo le vie del nostro paese. Prima però il padre mi ha incaricato di andare a recuperare le ruote che le abbiamo tolte all'ape, l'abbiamo appoggiata qua su una sedia sia a destra che a sinistra perché dobbiamo farla revisionare e quindi appunto ormai aveva le ruote troppo consumate e quindi insomma le abbiamo portate dal gommista, adesso vado a recuperarle e nel contempo devo portargli anche questa ruota qua del trattorino taglia erba. Infatti vedete ha tolto la ruota anche al trattorino, probabilmente è bucata. L'ape aveva proprio le ruote consumate, questa qua è bucata. Tornato. Allora ha sistemato le ruote dell'ape, però mi ha detto che quella del trattorino invece dovrò andare a prenderla più avanti perché non è riuscito a sistemarla subito. Guardate che potenti adesso che sono però. Adesso posso andare anche nel fango con queste qua. Cosa hai fatto? Viaggio. Stiamo pulendo l'ape con l'idropulitrice perché oggi dobbiamo portarla a fare la revisione. Adesso controlla che si accenda ancora perché non so, ho qualche dubbio. Fortunato. Adesso bisogna aspirarla. Come mai scoppiettava? Perché se vedi che era l'acqua l'aveva bagnato con le puntine, se vedi. Andiamo a prendere l'aspirapolvere e la aspiriamo appena fuori dal garage. Ari! Cosa fai? Ma devi portarla qua però. Porta la macchina che non passa via, dai. Adesso possiamo portare qui l'ape. Se il padre finisce di pulirla. Il padre invece è là che sta pulendo i tappetini. Avete fatto a mangiare. A che ora dobbiamo portarla alla revisione? Allora alle 2 bisogna essere là. Abbiamo l'appuntamento alle 2, quindi adesso vado a far da mangiare al volo perché è già tardi. Ok, mangiato e bevuto il caffè, adesso si porta l'ape a fare la revisione. Speriamo che si accenda adesso. Ok, dovrebbe essere bella carica anche di benzina. Il portafoglio ce l'ho. È un po' di tempo che... Ma la sento pesante secondo me perché gli ha fatto il pieno il padre di benzina. Di solito mi sembrava molto più leggera. Va pianissimo. Senti che roba. Secondo me non ci arriva in fondo se continua a tirarla così forte. Non so se si riesce a sentire dalla videocamera, ma è davvero proprio un suono. Qua andiamo pianino che non si sa mai. Ecco, adesso magari inizia a piovere. L'ape non è il top. Cioè ce l'ha il tergicristallo, ma non è che vada tanto bene. Aspetta, eccolo qua. Vedete? Vorrebbe anche il riscaldamento in stappe qua. Per tutti quelli che me l'hanno chiesto fino adesso, non è modificata, è originale, totalmente originale. Ape 50 Car. Dato che non va veloce, facciamo tutte stradine interne. Di solito su sta strada qua non c'è mai nessuno, c'è la coda adesso. Va che roba, va che roba. Adesso una macchina di qua, dopo 10 macchine di là. Ecco, senti che roba. Cioè scuota tutto, basta una minima buca. Poste italiane. Qua andiamo pianino perché ha che curva stretta. Con questa bisogna stare attenti perché è facile ribaltarsi, perché essendo così piccola e leggera, se si curva troppo ci si ribalta. Ha solo 4 marce, non ve l'ho detto, ma solamente 4 marce, non di più. Cioè qua non va su proprio. Sentite che fatica che fa andare su. Attenzione, controllo elettronico della velocità, ma qua non c'è pericolo. Tanto il 50 non ci arriva, se no mi sa che si desfa prima. Oh là, attenzione, un brutto sorpasso di un'auto.
alla mia sinistra, un altro sorpasso. Attenzione, tutte macchine grosse, ce ne abbiamo un'altra dietro che forse mi sorpassa, forse no. Eccola qua. Ragazzi, qua la vedo duretta, sono un sacco di auto e vabbè. Dai, grande trattore che ci ha bloccato tutte le auto. Qua c'è una leggera discesa, mi aiuta. Ok ragazzi, con un po' di fatica siamo arrivati finalmente. Adesso andiamo a fare la revisione. Potente. Grazie Alessandro. Grazie, vi saluto, ciao. buona giornata. Altrettanto. Ok, revisione fatta, adesso si torna a casa. Quella sera alcuni amici del padre del circolo Noi di Lezzise lo hanno raggiunto e insieme hanno trasformato l'Ape Car facendola diventare l'Ape Stella. E questo è il risultato finale. Ma la stella era già fatta. Solo la stella, poi abbiamo messo una lama, abbiamo costruito con gli ferri un pelino piccolo, la coda di quel telaio. Questo qua come l'avete fissato? Avete fatto i buchi? Non so se c'erano già qua i buchi qua. Quello lì c'era sicuro, come questi. Abbiamo fatto una lama, messo la vite che fa da rete a rinforzo. E poi avete messo le luci che vanno collegate a un'altra batteria queste. Sì, siccome sono a 24 volt quelle lì. Allora l'Ape ha una batteria da 12, collegando più e meno, la meno sulla più dell'altra batteria e dopo si usa la più di là e la meno della batteria di qua e E per accenderla? Questo tubo nero qua. Quello della corrente, sì? Sì, abbiamo dato un filo Che va a finire dentro lì. E qua c'è l'interruttore per accendere e spegnere. Ma quando si accende l'Ape non ne risente di sta roba. Va bene che ci siano 24 volt. Le due batterie lì si compensano. Sì, ma va bene che come accensione abbia 24 volt invece che 2. 24 volt l'Ape usa solo le 12. Produciamo le 24 volt e le usiamo solo sulle luci. Ma come si fa a usarle solo sulle luci? Quella è la domanda. Perché uso la meno di una batteria e la più dell'altra. Dove invece quello che va all'Ape rimane sempre i due cavi che vanno a dargli corrente dalla 12 volt. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. Buon Natale a tutti voi, buon Natale, buon Natale, buon Natale a tutti voi.